Sulle strade una strage continua, 2 vittime nella notte tra Fossalta e Zenson di Piave, nello schianto contro un'auto morti 2 motociclisti bresciani, feriti anche 2 ventenni di Spresiano. Ancora violenza a Mogliano, 25enne moldavo preso a sprangate da 2 giovani nordafricani. Il sindaco parla di personaggi già noti ai carabinieri, chiede un intervento deciso dopo l'ennesima aggressione. Picco del caldo e raffica di accessi al pronto soccorso, mercoledì la svolta, ma si temono eventi estremi, blackout a Revine, si fermano i lavoratori Electrolux dei reparti privi di rinfrescatori. Dopo le ultime tragedie nelle acque del Piave e lo sfogo dei sindaci, la provincia rilancia la campagna social multilingue sui rischi. Fare il bagno nel fiume è vietato e soprattutto pericoloso. Qui apriamo il conto solo a chi parla italiano, questa è la frase che sarebbe stata pronunciata in uno sportello bancario della zona di Valdobbiadene, a denunciarlo un cittadino italiano originario del Brasile. Il generale Vannacci è atteso giovedì sera a Spresiano per una cena con degli imprenditori. Non sostiene le nostre azioni su imprese e famiglie, attacca il senatore meloniano Luca De Carlo. Domani a Treviso la presentazione di un nuovo software che fornirà risposte a enti e imprese utilizzando le intelligenze artificiali attive sul web. Obiettivo: fornire un miglior servizio a cittadini e pazienti delle ULSS. Goletta dei Laghi 2026, Lega Ambiente e Touring Club promuovono Revine, gli specchi d'acqua bellunesi, consegnate le 5 vele. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Andiamo avanti, andiamo alla cronaca adesso. 2 vite spezzate nell'ennesimo incidente stradale. Vi dobbiamo dar conto dello schianto mortale che è avvenuto nella notte a Fossalta di Piave, ai confini con Zenson. A perdere la vita un uomo e una donna che viaggiavano in moto. Feriti, ma in maniera a quanto pare non grave, 2 giovani originari di Spresiano a bordo dell'auto coinvolta nello scontro. E il tonfo sì, ci ha svegliati, abbiamo sentito la moto passare e poi tonf, un'inchiodata, siamo usciti e abbiamo visto quello che abbiamo visto. È stato un boato nel silenzio della notte a svegliare Christian. Intorno a mezzanotte, lungo la strada provinciale 57 in via Argine di Mezzo, a Fossalta di Piave, una moto e un'auto si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato violentissimo. I 2 centauri, Maurizio Re di 66 anni e Barbara Brighenti di 59, residenti nel Bresciano, sono stati sbalzati sull'asfalto e sono morti sul colpo. Quando Christian è uscito di casa ha capito subito che era successo qualcosa di gravissimo e ha chiamato subito i soccorsi. Quando ho sentito il tonfo sono uscito di casa e ho visto la macchina parcheggiata qui e la moto in fondo aggrovigliata dentro il guardrail e per terra c'erano i 2 centauri in mezzo alla strada. Inutile l'intervento dei sanitari arrivati sul posto anche con l'elisoccorso. Per i 2 non c'era già più nulla da fare. Conseguenze non gravi per i 2 occupanti dell'auto, 2 giovani originari di Spresiano, accompagnati in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di San Donà di Piave, l'auto era intenta a scendere dal cavalcavia in direzione Treviso, quando si è scontrata con la moto proveniente dal senso opposto. Resta ancora da chiarire cosa abbia provocato il violento impatto. Gli investigatori hanno sequestrato entrambi i mezzi e sono ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto, valutando anche la velocità con cui i veicoli stavano percorrendo quel tratto di strada dove troppo spesso i limiti non vengono rispettati. La gente comunque continua a sfrezzare. Abitando là basta niente e la macchina ci viene dentro in casa. Sulla parte alta del cavalcavia, nel momento in cui hanno la visibilità chi viene da una parte e dall'altra, si azzardano a fare i sorpassi. Noi che abitiamo qui, tutti quanti noi, nel momento in cui dobbiamo prendere, girare, svoltare, dobbiamo mettere la freccia su, diciamo, la parte alta in modo che tante volte ci sorpassano ugualmente. Quindi è una zona molto pericolosa. Inutile quindi il limite dei 50 km/h imposto dal sindaco su quell'arteria che continua ad essere luogo di violenti incidenti. La scorsa settimana, solo qualche chilometro prima, in un altro incidente stradale, 2 persone rimasero ferite. Per questo l'invito del sindaco alla massima prudenza. Le insidie e i pericoli ci sono sia in auto, tanto più chiaramente in moto, ma anche nell'uso della bicicletta. Noi come amministrazione stiamo lavorando con i ragazzi su questo fronte perché è importante che comincino ad essere responsabili e consapevoli già da piccoli di quelli che sono i pericoli della strada.
Ed erano da poco trascorse le 8 questa mattina quando i vigili del fuoco di Treviso sono dovuti intervenire in viale Brigata Marche, siamo ai confini con il comune di Carbonera, dove un'auto si è ribaltata finendo sulla fiancata e distruggendo il palo della fermata dell'autobus MOM. All'arrivo sul posto la squadra dei pompieri ha subito lavorato per estrarre dalle lamiere il conducente, affidato alle cure del SUEM 118. L'uomo non sarebbe in gravi condizioni, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area dell'incidente, mentre la polizia locale di Treviso eseguiva i rilievi di legge sulla dinamica. Inevitabili, naturalmente lo immaginerete, i disagi per il traffico del lunedì mattina. Ed è ricoverato in terapia intensiva invece all'ospedale di Mestre in gravi condizioni un 56enne di Mogliano, rimasto ferito gravemente in un incidente stradale, questa volta a Scorzè. Nel tardo pomeriggio di ieri, in sella alla moto lungo via Moglianese, si è scontrato con un'auto all'incrocio con via Guizza Bassa. Ricoverato in codice rosso con l'eli soccorso, è stato sottoposto poco dopo a un intervento chirurgico. Per lui la prognosi rimane riservata. Noi rimaniamo a Mogliano Veneto. Un 25enne moldavo è stato preso a sprangate in testa da 2 giovani nordafricani. Si parla di personaggi già noti ai carabinieri e che addirittura avrebbero compiuto un altro atto violento qualche giorno fa. Il sindaco chiede un intervento deciso dopo quest'ennesima aggressione. I 2 soliti noti hanno colpito ancora, ahimè. I carabinieri stanno facendo un grandissimo lavoro, li stanno incastrando e ci saranno insomma sicuramente delle conseguenze serie per questi 2 che, alterati ogni volta sotto effetto di sostanze stupefacenti, commettono queste violenze che sono assolutamente inaccettabili. Inseguito e colpito alla testa con una spranga. A Mogliano Veneto cresce la preoccupazione dopo l'ennesima aggressione. Sabato notte un 25enne moldavo, dopo un breve diverbio, è stato rincorso da 2 giovani, accerchiato e colpito alla testa con una sbarra di ferro. Gli aggressori sono poi fuggiti, lasciando il ragazzo ferito in strada. Ho sentito delle urla delle persone che appunto si stavano, come si dice, si stavano menando, e sono andati avanti per circa 5 minuti fino a che poi non è arrivata una guardia della CDS. Allora i ragazzi sono scappati. L'ambulanza è arrivata circa dopo 20-25 minuti, i carabinieri circa dopo una quarantina, e da quel che si è capito sembrerebbero essere sempre i soliti 2 ragazzi che stanno causando problemi. Un'escalation che segue quanto accaduto solo pochi giorni prima, quando 3 persone erano rimaste ferite in una serie di aggressioni tra la stazione e il centro. Lì hanno aggredito l'aiuto cuoco che è finito in ospedale. Qui seduto vicino a noi c'era un signore che è intervenuto, a cui è stato picchiato e è finito in ospedale con la testa aperta. Abbiamo chiesto l'intervento di ambulanza, carabinieri. Questi ragazzi stavano scappando tirandoci dietro oggetti, dopodiché sono tornati con un'altra coppia, un ragazzo e una ragazza, e hanno aggredito anche i miei amici, hanno tirato un pugno in faccia alla mia amica e hanno picchiato poi il suo ragazzo che è intervenuto per difenderla. Il sindaco Davide Bortolato ha ricontattato la prefettura chiedendo la convocazione di un tavolo sulla sicurezza. L'obiettivo è ottenere un potenziamento delle forze dell'ordine sul territorio. Sarebbe bello avere una tenenza a Mogliano perché assicurerebbe maggior presenza di forze dell'ordine, specialmente nella zona della stazione. Ci sono stazioni che hanno meno utenti di Mogliano, qui nel Veneto, che hanno addirittura un presidio fisso della Polfer. Averlo anche a Mogliano sarebbe il massimo. E poi c'è il gran caldo di queste ore, altra giornata di picco, quella di oggi, termometro che ha sfiorato i 40 gradi. Dopo le temperature torride di questi giorni però sono in arrivo in Veneto temporali con possibili tempeste localizzate e grandinate. L'avviso della protezione civile delle ultime ore, oltre all'allerta gialla per disagio fisico da calore già in vigore. Pensate che oggi all'Electrolux si sono fermati i lavoratori nel pomeriggio dei reparti che non hanno i rinfrescatori. Il centro funzionale decentrato della protezione civile ha dichiarato l'allerta gialla per temporali su Dolomiti occidentali e orientali, Feltrino, Prealpi Vicentini, altopiano dei 7 comuni, Pedemontana e Alta Pianura centrali. I primi rovesci e le prime grandinate si sono già avute nel Vicentino nel pomeriggio, pioggia anche in montagna. Interessati dall'allerta le Prealpi trevigiane, l'Alta Pianura trevigiana occidentale
occidentale, le prealpi trevigiane abbiamo detto, e mercoledì con questo peggioramento si abbasseranno le temperature, ma si invita la cittadinanza alla massima cautela perché si rischiano appunto eventi meteo estremi. E dopo le ultime tragedie nelle acque del Piave, tragedie avvenute anche proprio per cercare refrigerio da questo grande caldo, la provincia di Treviso ha deciso di rilanciare, anche su istanza dei sindaci, la campagna di sensibilizzazione per ricordare che il bagno nel fiume è vietato e soprattutto, la cronaca lo dimostra, estremamente pericoloso. 2 vittime nel giro di poche settimane nel nostro fiume Piave. Ricordo che la balneazione nei nostri fiumi è vietata con una legge che risale al 2008. Dopo le ultime tragedie nelle acque del Piave, la provincia di Treviso rilancia la campagna di sensibilizzazione per ricordare che fare il bagno nel fiume è vietato e soprattutto estremamente pericoloso. Il caldo spinge sempre più persone a cercare refrigerio lungo il Piave, ma il fiume continua a nascondere insidie spesso sottovalutate. Dopo i recenti incidenti mortali, la provincia di Treviso rilancia la campagna informativa in italiano e in inglese per ricordare che la balneazione è vietata e per spiegare i pericoli presenti nelle acque del fiume. Provincia di Treviso che già l'anno scorso aveva fornito tutti i comuni rivieraschi di un kit informativo in duplice lingue, in italiano e in inglese. Oltre a questo abbiamo lanciato già da questo fine settimana una campagna social che già ha avuto più di 20.000 visualizzazioni e tante condivisioni, e pertanto chiediamo a tutti di poter fare da cassa di risonanza e di rilanciare la campagna informativa. Correnti improvvise, fondali irregolari, ostacoli sommersi, acqua molto fredda e massi scivolosi sono solo alcuni dei rischi che possono trasformare un bagno in tragedia. Pertanto invito tutti i cittadini a non recarsi lungo i fiumi, perché oltre a essere vietata la balneazione è pericolosa, si rischia la vita. E ora un caso di tutt'altro genere. Qui apriamo il conto solo a chi parla italiano. Questa è la frase che sarebbe stata pronunciata in uno sportello bancario. Siamo nella zona di Valdobbiadene. A denunciarlo un cittadino italiano originario del Brasile. Approfondimenti in corso da parte dei carabinieri. Lei ha detto che con queste parole, né? Qua in questi banca só apre conto per chi parla italiano. Una sola frase che però su Rodrigo e la moglie Camila pesa come un macigno. A pronunciarla, stando al loro racconto, l'addetta di uno sportello bancario della zona di Valdobbiadene. L'episodio venerdì, quando i coniugi con la figlioletta di 5 anni si presentano alla filiale. La donna deve aprire un conto corrente per accreditare lo stipendio, una richiesta semplice ma che viene rimbalzata in malo modo. Come un preconceito mesmo. Tipo, sabe come che posso dire? Cambiato la forma di attendimento, come se una xenofobica che non piace un straniero. Eppure Rodrigo Ghisleri, 40 anni, è cittadino italiano come lo erano i suoi nonni prima di tentare l'avventura nel sud del Brasile. Mostra la carta d'identità e il passaporto italiani. Rodrigo racconta di avere già un conto in quella banca da quando è arrivato a Valdobbiadene qualche anno fa per lavorare come OS in casa di riposo. Qui lo ha seguito la moglie Camila, sposata 16 anni or sono, giunta a San Pietro di Barbozza da circa un mese con un contratto di lavoro già in mano, sempre come operatrice in RSA. Tutto questo però sembra non bastare. Quello allo sportello è un vero e proprio niet. Non sapevo che fare adesso, quella ora, sabe quando tu si senti a volontà di lasciare tutto e ritornare a Brasile. All'umiliazione segue però la volontà di farsi valere. Scattano diverse segnalazioni anche ai carabinieri di Valdobbiadene, che sentiranno Rodrigo nelle prossime ore. L'ombra è quella di una discriminazione, peraltro nei confronti di una donna sposata con cittadino italiano, un cortocircuito. Non è facile, io non ho mai passato per questa situazione, né qua, né in Brasile, né nessuno posto che sono andato. Per la mia moglie discriminazione totale. Di nuovo a Treviso adesso, presentato oggi a Palazzo Rinaldi, il progetto Ci Siamo, campagna di informazione e sensibilizzazione sulla violenza di genere, adesivi e cartoline che presto troveremo in tanti locali pubblici di Treviso e provincia.
L'ultima indagine Istat ci dice che sono circa 6.400.000 le donne in Italia che hanno subito una violenza nel corso della loro vita, quindi di fatto parliamo di una donna su 3. Parte da questo dato la campagna Siamo, promossa dal Comune di Treviso. E non si tratterà di un ciclo di incontri nelle scuole o tra adulti, ma ben più pratici, incisivi, adesivi e cartoline che saranno presenti nei luoghi più privati di spazi pubblici, come negozi, uffici, ma anche palazzi di giustizia e ospedali. Saranno posizionate nei bagni delle donne e nei bagni degli uomini, affinché questo abbiamo pensato che è uno spazio privilegiato, sicuro, privato, dove ognuno si può rispecchiare con quello che sa di essere. 3 gli adesivi al femminile, il primo e l'ultimo dedicato all'osservazione esterna, troveranno spazio sulle porte e sulle mura dei bagni, mentre quello più incisivo sulla propria consapevolezza verrà applicato sugli specchi dei bagni. Proprio perché il supporto dello specchio è significativo, cioè rispecchiarsi nelle proprie emozioni. E trovare la forza di chiedere aiuto prima che sia troppo tardi. Ma il progetto prevede adesivi anche per i bagni maschili, in questo caso per riaccendere una consapevolezza. Ma perché avete scelto proprio la frase "non ti riconosci più"? Questa frase è significativa perché molti uomini che hanno intrapreso i percorsi presso i CUAV, quindi i centri per uomini autori di violenza, dichiarano che le emozioni negative hanno preso il sopravvento, quindi rabbia e frustrazione hanno preso il sopravvento e sono stati poi canalizzati in azioni aggressive e violente. Slogan per riaccendere consapevolezza accanto a numeri per chiedere aiuto. Al femminile c'è il 1522 che è il numero nazionale anti-violenza e anti-stalking, attivo 24/24, gratuito e anonimo. Al maschile c'è appunto il numero del CUAV provinciale, in modo tale che anche per gli uomini ci sia la possibilità di un percorso professionale guidato. La politica adesso, il generale Vannacci è atteso a Spresiano giovedì per una cena con degli imprenditori, va all'attacco il senatore meloniano Luca De Carlo. Sentiamo. Vannacci in questo momento non sostiene un governo che ha fatto politiche per le famiglie, per le imprese, per le aziende e per gli italiani. Dopodiché ognuno trarrà le sue valutazioni, immagino, e come conosco gli imprenditori, che siano molto più pragmatici di chi pensa che loro si fermino ad uno slogan. Parla di imprenditori il meloniano Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria al Senato, perché è proprio agli imprenditori che Roberto Vannacci si rivolgerà giovedì sera a Spresiano, dopo il fine settimana che ha visto protagonista il generale non senza tensioni e polemiche a Vicenza. Se nel capoluogo berico si è parlato per lo più di sicurezza, nella Marca al centro ci sarà l'impresa. Gli imprenditori sono sicuro che gli chiederanno perché il generale non sostiene, o meglio non vota di fiducia a questo governo, che significa voler mandare a casa questo governo, che è il governo che sostanzialmente ha creato in poco più di 3 anni 1.200.000 posti di lavoro, per la maggior parte a tempo indeterminato, che ha portato l'occupazione al record. Resta il fatto che la variabile Vannacci pende come una spada di Damocle sul centrodestra, se Salvini sembra al momento chiudere ad un'eventuale alleanza più possibilista il partito della Premier. In questo momento, De Carlo, Vannacci è più un vostro avversario o un possibile alleato? Guardi, in questo momento... In vista delle politiche chiaramente del 2027. Guardi, Vannacci in questo momento ha entrambe le cose. In prospettiva chi vivrà vedrà, questo non lo sappiamo. Intanto la tappa di Spresiano con il generale che sarà salutato anche dal sindaco Marco Della Pietra, che ha lasciato Fratelli d'Italia poche settimane fa e che fino a oggi ha sempre smentito la volontà di aderire a Futuro Nazionale. Coincidenza fatale, la definisce De Carlo. È stato un addio che ha deluso me per le modalità e anche per il rapporto umano, ma ripeto, io so scindere benissimo le questioni. Marco Della Pietra ha fatto una scelta, l'ha fatta in un momento particolare e evidentemente i suoi interessi non collimavano con quelli del partito e quindi se n'è andato. Abbiamo sentito accennare alle attività produttive ed è una corsa contro il tempo questa fine di giugno per migliaia di imprese venete. Entro fine mese dovranno versare all'erario questi conti della CGA di Mestre 3,5 miliardi di euro.
È una scadenza che pesa come poche altre, quella del 30 giugno per il sistema produttivo veneto. Le imprese dovranno versare circa 3 miliardi e mezzo di euro tra IRES, IRAP e IRPEF, un esborso che arriva in una fase già segnata da difficoltà per molte realtà economiche. Non è escluso che una parte dei contribuenti scelga di posticipare il pagamento al 30 luglio, come previsto dalla normativa, pur con un aggravio dello 0,4% sull'importo dovuto. Un segnale di come giugno si confermi ogni anno uno dei mesi più complessi sul fronte fiscale, come sottolinea anche l'ufficio studi della CGIA di Mestre. Intanto resta alto anche il nodo dell'evasione. Secondo le stime del Ministero dell'Economia, in Veneto il mancato gettito supera gli 8 miliardi di euro l'anno, all'interno di un fenomeno che a livello nazionale supera i 100 miliardi. Una cifra importante, anche se la propensione della nostra regione, ovvero l'incidenza del mancato gettito su quello incassato, è tra le più basse del paese. Negli ultimi anni però il recupero da parte del fisco è cresciuto fino a raggiungere livelli record, grazie soprattutto all'incrocio delle banche dati e alla digitalizzazione dei controlli. Tuttavia, grazie alle nuove tecnologie digitali oggi disponibili, è possibile colpire la vera evasione, quella che sottrae all'erario decine e decine di miliardi di euro all'anno e che, come ha più volte denunciato sia l'Agenzia delle Entrate sia la Guardia di Finanza, fa capo a soggetti e società fiscalmente infedeli che realizzano frodi IVA, utilizzano indebitamente crediti fiscali e occultano patrimoni e attività finanziarie trasferendoli all'estero. Questo dunque è il quadro tracciato dalla CGIA. Noi ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi. Ritorniamo in diretta da studio edizione di Treviso dei nostri telegiornali e proprio a Treviso domani verrà presentato un nuovo software che fornirà risposte a enti e imprese utilizzando gran parte delle intelligenze artificiali attive sul web. Noi andiamo a interrogare più intelligenze artificiali e più volte, andiamo a creare migliaia se non decine di migliaia di conversazioni alla volta. L'obiettivo è quello di vedere che cosa sanno queste intelligenze artificiali. Si sta sviluppando a Treviso la nuova frontiera delle intelligenze artificiali, declinazione al plurale perché l'idea è di utilizzare più piattaforme per la stessa richiesta. Abbiamo sviluppato questo metodo che è l'unico sul mercato e parte dalla ricerca con le persone in carne ed ossa che vengono qui nei nostri laboratori e analizziamo il loro comportamento davanti a queste nuove piattaforme basate su intelligenza artificiale. Dopodiché da questa esperienza che abbiamo fatto, che faremo con questi utenti, prenderemo le loro domande e parti delle loro conversazioni e le daremo in pasto tramite il software che abbiamo sviluppato a diverse intelligenze artificiali per vedere le loro risposte. Perché per un fatto ogni intelligenza artificiale ha la sua risposta. Interpellate più intelligenze artificiali per avere una risposta il più possibile veritiera. Sì, esatto. Infatti le intelligenze artificiali hanno questo grande cervello elettronico che non è uguale l'uno con l'altro e ovviamente ogni intelligenza artificiale può avere delle sfumature diverse, e non solo sfumature, ma anche dare un'interpretazione di un brand, di un servizio completamente diverso l'uno dall'altro. Risposte che cambiano anche se richieste più volte allo stesso interlocutore virtuale. L'obiettivo è quello di verificare come le intelligenze artificiali, le diverse intelligenze artificiali, perché ce ne sono molte sul mercato, interpretano le aziende, interpretano i loro prodotti e che tipo di risposte danno agli utenti finali. Che possono essere clienti nel caso di imprese private, ma anche di cittadini e pazienti se enti pubblici oppure le USL. Abbiamo anche l'ULS2 col quale collaboriamo da tantissimi anni, abbiamo loro che sicuramente avranno cura, avranno interesse soprattutto di questi aspetti del cittadino, come sceglie il cittadino soprattutto in un momento in cui appunto le esperienze nella sanità a volte diventano un po' critiche. Le risposte che daranno a un certo punto questi strumenti che sono appunto gli LLM, quindi tutte le intelligenze artificiali, miglioreranno la loro qualità, la loro precisione, proprio perché andranno a pescare anche dai commenti e dalle recensioni che fanno i cittadini quando scrivono, quando vivono un'esperienza all'interno di un ospedale piuttosto che all'interno di un'azienda privata, e quindi la qualità sarà sempre migliore.
Abbiamo parlato poco fa del caldo intenso, allora c'è un aggiornamento prima di proseguire, perché oggi a Conegliano 2 pazienti sono stati ricoverati in osservazione per colpo di calore. La prima è una donna di 65 anni di Conegliano, trovata a casa senza aria condizionata in stato confusionale. Il secondo è un uomo di 70 anni di Refrontolo, uscito per commissioni e poi si è purtroppo sentito male. Questo il dato legato al gran caldo. Andiamo al palio del Batar Panoce di Trevignano, tanti gli elementi, una grande sfida, il tifo e anche un successo di ascolti per la diretta di Antenna 3. Per la sola differenza di un paio di chili proclamo il vincitore, perché si è aggiudicato la 33esima edizione del palio del Batar Panoce via alta con 119,70. 2 soli chili di mais e il 33esimo palio del Batar Panoce di Trevignano se l'è aggiudicato la borgata di via alta con 119,70 kg contro i 117,5 di piazza. A seguire Campagna, Borgo, Treforni e Zapparè. Un fine settimana di sfide e tifo accanito che Antenna 3 ha seguito in diretta con un grande successo di pubblico. Fino al momento clou, la sfilata storica, la gara resa ancor più dura dal caldo intenso per far rivivere, ma con tempi da record, la tradizione della raccolta e della sgranatura delle pannocchie di Gran Turco, lavoro affidato oggi ai macchinari più moderni e che un tempo si eseguiva invece a mano. Che grande festeggiamento! Diverse strategie di gioco, ma con la fatica come comune denominatore. 7 minuti per sgranare quante più pannocchie possibili. Infine la vittoria di Via Alta con una dedica speciale. Volevo dedicare questa vittoria alla Francesca e Andrea, che sono in dolce attesa. È stata una gara molto combattuta. In qualche chilo ci sono le prime 3 posizioni e quindi vuol dire che i valori in gioco erano molto simili. Complimenti veramente a tutte le borgate che con questa giornata veramente di grande caldo hanno dato tutto per onorare questa manifestazione. E adesso noi andiamo alle notizie dal Bellunese. Ripartiamo dalla cronaca e come per Treviso anche dalle strade. C'è stata una tragedia lungo la regionale Feltrina in uno schianto frontale tra un camion e un'auto. Il conducente della vettura è deceduto, inutili soccorsi arrivati anche con l'elicottero dall'ospedale Cafoncello di Treviso. La vittima era un 76enne di Cisinello Balsamo. Il frontale è avvenuto tra le frazioni di Santa Maria e Quero in comune di Sette Ville. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo, oltre ai sanitari, la polizia stradale e i vigili del fuoco, in corso di accertamento le cause del sinistro. E poi da dar conto anche della frana sulla strada regionale 48 delle Dolomiti. Il traffico è stato chiuso in entrambe le direzioni con i vigili del fuoco di Belluno intervenuti al chilometro 109 nel comune di Cortina d'Ampezzo a seguito di un distacco che ha invaso la sede stradale. Né persone né veicoli sono fortunatamente rimasti coinvolti. Circolazione interdetta con blocchi attivi a monte e a valle del dissesto dalla località Pocol alla cima del passo Falzarego. La riapertura al traffico sarà possibile solo al termine della valutazione delle condizioni di sicurezza e stabilità del tratto interessato da parte dell'ente proprietario della strada. Fin qui gli avvenimenti delle ultimissime ore. E poi c'è la raffica di interventi per infortuni di vario genere, tanti gli escursionisti che hanno chiesto soccorso in queste ultime ore. Weekend infernale sulle montagne bellunesi. Un uomo è scivolato sul sentiero della Val Rosna che porta sul Cismon facendo un volo di 7 metri. Gli amici lo hanno tratto sulla sabbia e hanno chiesto aiuto. Sul posto è arrivato un volontario del soccorso alpino di Feltre prima che l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore calasse con il verricello tecnico di aerisoccorso ed equipe medica che hanno prestato le prime cure. Lo hanno stabilizzato e è stato a bordo per trasportarlo all'ospedale di Treviso. È stato poi ritrovato illeso ma stremato un 74enne escursionista tedesco in difficoltà in Val de Piero. La centrale 118 ha ricevuto l'allarme da parte della figlia che aveva avuto un messaggio in cui il padre diceva di essersi perso.
È stato cercato tra il rifugio Settimo Alpini, dove ha pernottato, il Bianchetti, la Stanga e il sentiero 502. Falco lo ha individuato fuori sentiero sul letto in secca. Un escursionista è invece scivolato nel canale che sale dal rifugio Ciareido verso Forcella Paradiso, sulle Marmarole, in comune di Lozzo di Cadore. Il 64enne di Calalserugo si trovava con altre 2 persone ed era ruzzolato per alcune decine di metri. Raggiunto dall'equipe medica, sceso con un vericello di 30 metri, è stato portato a Belluno. Falco si è poi diretto sui lastoi di Formin per una caduta in parete. Primo ricordato, un alpinista era infatti volato per una quindicina di metri sulla via dei Bolognesi, finendo sulla cengia sottostante a lanciare l'allarme ai compagni. Recuperato con un verricello di 95 metri, il ferito è stato portato all'ospedale San Martino. L'elicottero di Treviso Emergenza è invece intervenuto sulla ferrata Tomaselli per un escursionista finito la stanchezza quando era ormai verso la cima. Emergenza per Falco anche a Bolzano Bellunese, in località Ponte della Mortis. Scendendo insieme a un'amica da Bial verso il Greto del Torrente, una donna era inciampata, cadendo in verticale per alcuni metri e impattando con la testa sulle rocce. L'infortunata è stata imbarellata e recuperata con un verricello di una trentina di metri per essere poi accompagnata in ospedale a Belluno. Il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo è corso in aiuto a una turista giapponese che si era fatta male nelle vicinanze del rifugio Auronzo. I soccorritori caricavano anche un escursionista 70enne del Regno Unito che si era fatto male lungo il sentiero numero 101. L'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano è stato invece inviato sul Sorapis per recuperare lungo il sentiero 215 un uomo con un trauma al ginocchio e subito dopo una donna arrivata al rifugio Vandelli con un dolore che le impediva di proseguire. Infine il soccorso alpino della Val Pettorina è stato mandato al rifugio Faliera, nei cui pressi si era fatto male un escursionista che aveva avvertito direttamente il gestore del suo incidente. Non c'è pace per Cibiana. Un mese dalle elezioni i consiglieri di maggioranza hanno rassegnato le dimissioni al sindaco Matteo Posa. Salviamo Cibiana, il gruppo aveva vinto con l'83% le elezioni di maggio. Il sindaco ha preso atto delle dimissioni e trasmesso gli atti alla prefettura. Ora sarà nominato un commissario e si andrà a votare alla prima data utile. Con la fine di giugno scade anche il mandato da commissario dell'azienda ospedaliera per Giuseppe Dalben, che ha tracciato un bilancio. Allora non fu accolta con entusiasmo la nomina risalente a maggio 2023 di Giuseppe Dalben quale commissario dell'Ulsuno Dolomiti in subentro alla prematuramente scomparsa direttrice Maria Grazia Carraro. Un commissario diviso tra l'azienda ospedaliera di Padova, di cui Dalben era già direttore generale, e l'Ulsuno, ruolo peraltro ricoperto a titolo gratuito, fu considerata da molti una scelta rischiosa e non condivisibile. 37 mesi dopo, alla vigilia della scadenza dell'incarico, i numeri parlano chiaro: 71 milioni di euro di investimenti tra immobili, strumentazione medica tecnologicamente avanzata, riapertura di presidi sanitari nei territori più periferici e un bilancio di personale, in particolare medico, che segna un incoraggiante più 35 unità. Ho cercato di sviluppare il mio percorso di direzione nel miglior modo possibile, aumentando, sviluppando quelli che erano i servizi a favore della comunità, con questo filo rouge delle cure di prossimità che sono molto appunto importanti, e con questo aumento, sviluppo nell'ambito della rete dell'emergenza e dell'urgenza, e così quindi consegno un testimone a chi verrà dopo di me di una realtà dove abbiamo sviluppato dei progetti e dei servizi molto importanti. Per Dalben la sfida primaria della sanità di montagna è rappresentata dall'attrattività. Senza il reclutamento di personale medico e infermieristico, i presidi ospedalieri del Bellunese corrono il rischio di un ridimensionamento. Sono temi di carattere nazionale che chiaramente si sono ribaltati anche a livello regionale e locale. Ecco, queste sono le tematiche che appunto ci fanno attenzionare molto quella che è la nostra capacità di attrarre professionisti. Un quadro complesso in un territorio dove dalle località più periferiche occorrono spostamenti che arrivano a richiedere ore per raggiungere l'ospedale più vicino e dove la carenza di alloggi, infrastrutture e servizi rischia di compromettere la capacità di attrarre personale specializzato. Dal commissario Dalben arriva la convinzione e anche un po' l'auspicio del
dell'impiego di ulteriori risorse e lo sviluppo di politiche sanitarie a sostegno delle terre alte. C'è sempre da sperare che le cose migliorino, ma oltre alla speranza c'è anche la certezza che deve essere così. Il territorio bellunese è un territorio tanto bello quanto articolato, quanto complesso, e quindi va sviluppata sia la rete ospedaliera, sia la rete territoriale, sia la rete della prevenzione, sia la rete dell'urgenza e dell'emergenza. Ecco, sono reti di attività, di servizi che vanno ancora sviluppate per portare queste cure il più vicino possibile alla gente. Goletta dei Laghi, promossi sia il bellunese che il trevigiano. Godono di buona salute i laghi bellunesi. La Goletta dei Laghi, come la Goletta Verde fa con le coste, ne ha monitorato la qualità dell'acqua e Santa Croce, secondo lago più grande del Veneto dopo il Garda, Mis, Corlo, Centro Cadore e i 2 laghi di Revine nel Trevigiano hanno tutti superato ancora una volta l'esame. Anche quest'anno siamo andati a campionare appunto 4 laghi qui nel Bellunese, Santa Croce, Mis, Corlo e il Centro Cadore, e come tutti gli anni possiamo confermare l'ottima qualità delle acque. Noi vogliamo semplicemente andare ad integrare questo lavoro che fa l'ARPA per capire se ci sono eventuali criticità nel lago, per risalire a queste criticità e quindi avvertire le autorità competenti che possono intervenire in maniera repentina. La consegna delle 5 vele di Lega Ambiente e Touring Club Italiano è avvenuta presso la sezione di Belluno della Lega Navale Italiana, che ha sede in località Santa Croce del Lago, nei pressi della stazione ferroviaria. Anche noi ci teniamo tanto a contribuire che questa acqua sia pulita con la formazione dei nostri ragazzi. La gente, quella non in barca, secondo lei come si comporta? Oddio, quella dobbiamo un po' educarla, però cominciamo a vedere qualche risultato appunto con la persistenza. Positivo comunque anche il giudizio allargato a tutta la regione. Nel complesso bene. Diciamo bene, appunto, soprattutto queste zone che sono, come dicevo, un'eccellenza per tutto il territorio, ma per tutta Italia. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, a tra poco le previsioni del tempo, arrivederci.